Amici di Fanner, una buona serata dal Circolo Sportivo Atletico 2000 e l'8ª giornata del campionato di Serie A2 della Lega Calcio A8. Sono punti importantissimi quelli in palio oggi tra Roma Calcio A8 e Real Facciolada, che va al lancio lungo dentro l'area di rigore. Attenzione, il colpo di testa, la grande risposta del portiere, ma non è finita. Pallone al limite dell'aria e c'è l'1-0 di Nobili. Dopo pochi minuti di gioco passa in vantaggio la Roma Calcio A8. Selmi dal dischetto può andare per il 2-0. Parte Anselmi, botta centrale e il 2-0 della Roma Calcio 8, il quinto gol stagionale di Anselmi. Rimessa laterale che si appresta a battere Coccia, che va proprio dal numero 9, il quale scarica per Nobili, col tacco Nobili per Topa che va sulla sinistra, il pallone è messo dentro e c'è il gol di Anselmi. Sfila sul secondo palo, potrebbe arrivarci Coccia che lo recupera poi sul disimpegno da parte del difensore della Real Facciolada, mette dentro e arriva in questo momento anche il 4-0, ancora Anselmi, già tripletta per lui. Per Ashur che prova a liberare il sinistro, poi va per ancora pallone dentro e arriva il gol della Real Facciolada, assegnato Dinari dopo una bella azione, 4-1. Prova ad andare via ad un avversario, ce la fa, mette questo pallone dentro col sinistro, si oppone in qualche modo il portiere sulla respinta, arriva il colpo di testa di Migala, 5-1 per la Roma Calcio 8. Migala che calcia però su una maglia avversaria, pallone scaricato ora per Topa che libera il destro, che vale il gol del 6-1 per la Roma Calcio 8. A calo di concentrazione Ashur va dall'altra parte dove c'è il controllo di Dinari che mette dentro, dove arriva il numero 10 che tira addosso al portiere che non riesce però a evitare il gol, ha segnato il numero 10 di Barnaba. Ancora scambiano i giocatori della Roma Calcio 8, pallone per Anselmi, è il destro di Anselmi, è il 7-2 per la Roma Calcio 8. Anselmi allarga ora sulla destra per Cristian Coppola che va col destro e trova il gol del 8-2, il numero 7 Cristian Coppola dopo quasi 3 minuti di gioco in questo secondo tempo. Per un compagno si cambia con Anselmi, pallone ancora dentro l'area per Anselmi che controlla col destro e conclude con lo stesso piede per il gol del 9-2 della Roma Calcio 8. Anselmi al settimo della ripresa. 5, pallone recuperato già dalla Roma Calcio 8, c'è la conclusione e il gol col destro di Coccia, è il 10° gol della Roma Calcio 8 che si porta sul 10-2. Ancora tra i piedi di un calciatore in maglia giallorossa, pallone messo dentro per Anselmi che controlla, scarica, arriva il destro e il gol dell'11-2 realizzato dal numero 4 Adriano Migala, secondo gol in questa partita per lui ed è, come già detto, l'11-2 per la Roma Calcio 8, che sono in vantaggio mentre è arrivato il gol, è arrivato il gol di Porro su un pallone lungo, difesa della Roma Calcio 8 distratta, il colpo di testa di Porro che ha siglato il gol dell'11. Topa, pallone dall'altra parte del campo dove c'è il numero 5 che controlla e lascia partire un gran destro e c'è la grande risposta. Attenzione al retropassaggio pericolosissimo e ora arriva anche un autogol da parte del numero 14, dunque 11-4. Può andare via Nobili, guarda la porta, decide di calciare in questo momento e arriva il gol del 12-4 dal limite dell'area. Nobili trova un altro gol per la Roma Calcio A8. Si è circondato però da maglie avversari, combatte, recupera questo pallone, calcia col destro e trova anche un bel gol, il gol del 12-5 realizzato ancora da Porro. Dice che può bastare, finisce 12-5, una partita in cui non c'è stata mai storia. La Roma Calcio 8 vince, guadagna 3 punti importantissimi che permettono di scavalcare al terzo posto l'Edufis Città di Ciampino e di salire a quota 14, mentre la Real Facciolada è sempre più ultima del girone.